Un primo maggio di un lavoro che non c'è, come è scritto anche nel manifesto degli imprenditori del Nord-Est. È un lavoro che non c'è sul serio. 50.000 posti di lavoro perduti in meno di 2 mesi. Perdiamo quasi 1.000 posti di lavoro al giorno. Il settore del turismo è in ginocchio, le esportazioni, il nostro fiore all'occhiello, sono state messe in ginocchio da un combinato disposto di una pandemia che è nel mondo, ma anche di un governo che non ha saputo, capito interpretare il Veneto. Da assessore al lavoro io non posso che partecipare del pathos che c'è tra i nostri imprenditori, le partite IVA che tengono in piedi l'Italia. Senza tasse, senza partita IVA non c'è salute, perché non c'è sanità, non ci sarà scuola, non ci sarà educazione. Forse è l'ordine di priorità che è mancato, in questo governo nell'ultimo periodo. Primo nella semplificazione. Secondo, per il fatto che si è andato ad articolare decreti, DPCM ogni 2 giorni sui dettagli e non sulle cose importanti, non sulla difesa delle nostre imprese nel mondo, non sugli aiuti veri e non sull'indebitamento come hanno proposto gli imprenditori d'Italia, e ai veneti questa cosa non può che diventare un motivo di critica composta,